inizio bello croccante. Via via via. Oggi la compagnia Specialized. Epic Evo, Epic con Brain, Epic sempre full con Brain, Epic Hardtail. Scorrevole, niente di tecnico. Discussione. Eccolo qua. Sparite. Buongiorno Vania. Buongiorno. Bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Cerie, avete visto 100.000 volte sul canale. Guardate che super panorama. Proviamo il percorso della Crash Cross 2023 MTB Marathon che parte da sotto da Berna. Diciamo che il nostro un po' i dintorni, il punto che aspettiamo sempre. La gara partirebbe da Merna, qua sotto, questo ristorante dove si mangia anche bene a pochi soldi. Ci risparmiamo tutta la salita in asfalto, si arriverebbe qua su a Cerie, attenzione Matteo presente, e poi si iniziano a prendere dei sentieri qua sotto. Poi la traccia si parte. Let's go! Parte. Partenza bella rocciosa. Madonna, qua a sinistra. Allora, inizio bello croccante, come dicevo abbiamo saltato la salita in asfalto da Merna su a Cerie. E qua un po' di salita, ci si scalda. Questo è quel traverso che tira dritto verso il Tre Steli. Hanno sbancato, prima era più stretto. Qua a sinistra e dopo restiamo verso sinistra, non so se c'è un altro sentiero o cosa, perché non me lo ricordo sto pezzo. Sì, ce l'hai? Qua ancora tutto nero degli incendi. Ehi! Dei bambi. Via via via.
Occhio! Poi gli alberi! Sinistra! Ah. Protezione civile slovena. Ah, che bello! Partiti da lì, da Cerie, abbiamo fatto tutto un pezzo veloce e siamo arrivati fino qua, la chiesetta di Castagnevizza del Carso. Altro pezzo veloce, per adesso molte strade forestali, tagliafuoco, poco tecnico. Castagnevizza, tagliamo a sinistra verso Segheti. La Cumpa. Oggi sono con la compagnia della Specialized. Allora io, Epic Evo, Sergio Epic con Brain, Vania Epic con Brain, Andrea Epic sempre full con Brain e Matteo sulla sua Epic Hardtail. Allora, così è tutto abbastanza scorrevole, niente di tecnico, probabilmente fino a Pacchiassella, ne parlavamo adesso con Sergio che lui conosce tutti i sentieri. Comunque, per chi fosse più attento, perché tanto so che poi me lo chiedete, oggi sono con l'S800 e non l'S500 perché banalmente non mi ricordo dove l'ho messo l'ultima volta. Di solito in mountain bike uso sempre l'S500 più piccolino, però effettivamente quest'oggi mi sta giusto per seguire la traccia di un giro che proprio non conosco. Cosa? Sì, mi pare che forse l'ho fatto una volta il contrario questo. Qua cominciamo ad andare già un po' più sull'impegnativo. Per adesso da Cerie, a parte il primo single track, tutto super easy, super scorrevole. Qua a destra, vediamo. Ah, ok, ho capito dove siamo. Qua a destra si punta Kremeniak. Questo l'ho fatto diverse volte. Discussioni. Noi siamo partiti da Cerie, siamo arrivati qua su a Kremeniak. Cima a Kremeniak, giustamente per adesso è un giro un po' tutto uguale, tutto strade militari, strade forestali, tagliafuoco, slovene, che ci sta perché alla fine è una gara inizio stagione, però un po' tutto uguale. Vediamo se adesso c'è un po' più di tecnico, se magari ci mettiamo giù sul sentiero Smith, che è figo, già visto più volte sul canale, giù di qua. Si va, let's go! Imboccheremo il sentiero Smith.
Abramo Schmidt. Poi. Che bello! Ti ricordi una che abbiamo fatto la prima volta quest'estate, cioè la scorsa estate? Che c'erano appena stati gli incendi, un mese dopo. Ho sbagliato linea lì. Vai, bravo. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Su questo misto veloce, bellissimo, per me impossibile stare con i due fratelli Moro, a meno che non mi finisca, cosa che non voglio assolutamente fare, anche perché domani è in programma un altro bel giro. Quindi oggi si va belli calmi. Qua destra? Sì, vediamo se ci sono anche gli altri dietro. Ok, dopo la discesa da Kremeniak siamo passati in paese a Opatieselo, Opatiesela in italiano, tutti i pezzi di sentieri e sentieri già visti. Qua al campo sportivo giriamo dentro. Sì, qua c'è l'acqua, bravo Sergio. Sì. E qua vediamo cosa c'è più avanti, se c'è qualcosa di un po' tecnico, diverso, divertente. Destra! Sì, butta le bici dentro il carro. Io ti darei un passaggio al carro. Sì, confermo, percorso tutto molto uguale. Adesso arriviamo all'ultima parte che ha un po' di salita, strappetti più che altro. Poca roba tecnica, tutto da spingere. Effettivamente è un percorso marathon. Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao. 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 Grande, ciao. Come sei? Beh, che giro che avete fatto? Andando su Tristelli. Da Ronchi sono a Tristelli. Bravi, bel giro. Arrivato gli altri? Noi proviamo il percorso della Crash Cross. Sì, vai, aspettiamo. Qua credo che si sbucherà proprio sulla strada, perché qua se no altri sentieri non so se ce ne sono. Ah, questo è vero. Destra. Sento rumore di Moro dietro, eh? Lo senti? Io sono trovato una macchina. Rumore di Moro. Moro 1, Moro 2. Allora, via.
sparite. Che bello il museo, la torretta di Cerie. Allora, la Cecerie adesso sarebbe da andare di qua all'incrocio con la strada, scendere e poi risalire per, Matteo, ti ricordi quel muro fotonico? Io direi che tagliamo anche quel pezzo lì, oltre poi alla discesa a Merna, visto che io sono stretto coi tempi e il giro lungo è domani. Vediamo cosa dice anche Sergio, siete d'accordo? Decisamente, io... E qua siamo praticamente arrivati. Allora, abbiamo tagliato abbiamo tagliato la partenza che dal centro di Merna arriva su a Cerie, siamo partiti da qua e poi in pratica ci sarebbe stato ancora un pezzettino di discesa per salire dallo strato di arrivo a Cerie e poi giù di nuovo Merna. Sono un po' stretto con i tempi oggi e quindi questo è quello che riesco a fare. Guardate che panorama che c'è nelle giornate di Bora, bellissimo. Allora, bici caricate nel furgo, diciamo che il percorso è effettivamente molto marathon e la tipologia di evento è marathon, quindi ci sta. Tutto super semplice come tipologia di sentieri, tutte strade appunto forestali o tagliafuoco, belle larghe, a parte il primo pezzo, questo single track qua che è effettivamente tecnico, forse un po' troppo tutto uguale, però se, come penso, qualcuno è avanti con la condizione inizio stagione oppure vuole venire qua per fare quel fondo a ritmo un po' altino, è l'evento giusto. Sicuramente, secondo me si andrà belli forti, non so se sarò alla gara, questo non ho ancora deciso perché non ho ancora fatto programmi dettagliati, però comunque è bello. Speravo, ma la speranza un po' assurda a dire il vero, di trovare o scoprire qualche sentierino, qualche collegamento nuovo. Alla fine ho fatto cose che più o meno conoscevo e quello che non conoscevo era tutta roba semplice. Comunque è bello. In descrizione c'è il link al giro su Strava per pescare la traccia. La traccia è parziale perché, come dicevo, abbiamo tagliato la salita da Merna e la discesa a Merna, dove c'è partenza e arrivo. Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete chiedere qualcosa o lasciare un'impressione scrivete un commento, vi leggo e ci vediamo al prossimo video.